al MAGA, tutto è pronto per inaugurare Andy Warhol Serial Identity. Da domenica 22 gennaio e fino al 18 giugno 2023, infatti, al Museo di Gallerate saranno esposte più di 200 opere icona, tra cui ritratti delle celebrità di Marilyn Monroe, in un'antologia curata da Maurizio Vanni ed Emma Zanella, dedicata ad uno degli artisti più famosi del Novecento, che ha cambiato le regole ed il modo di fare e di concepire l'arte. 2020 è nata prima, abbiamo iniziato a colloquiare, ad ascoltare, a sentirci, a capire come costruire una mostra che non fosse l'ennesima mostra di Andy Warhol, ma che fosse un viaggio, un affondo anche emozionale rispetto ad un artista straordinario che io in questi anni ho amato moltissimo e che la serialità dell'identità di Andy Warhol, a partire da una domanda precisa che accompagna durante la visita lo spettatore. È un camaleonte umano che cambia versione per piacere costantemente alle persone e ottenere risultati, oppure è un trasformista che si adatta al cambiamento per proteggere vulnerabilità, paura, senso di responsabilità, isolamento, insicurezza? La soluzione sta nel fatto che Andy Warhol toglie per la prima volta nella storia dell'arte il concetto di autenticità e di unicità all'opera d'arte.